Affetto, passione e amore per i colori bianco-azzurri, i tifosi non mollano, sperano e sognano, ma sono anche seriamente preoccupati per la nuova ennesima crisi societaria, per le difficoltà legate all'arrivo di nuovi investitori. Silvia Ressa e Marcello Giavarini sono stati chiari: in mancanza di forze ed energie fresche saranno pronti ad ammainare bandiere, a consegnare simbolicamente la squadra all'amministrazione comunale di Agrigento. Un'ipotesi certamente non gradita al popolo acrecantino, che ieri si è riunito davanti allo Stadio Essanetto per fare sentire la propria voce. Io invito il presidente Giavarini, fino a quando non ci sarà un sostituto, a rimanere al posto di comando, a iscrivere la squadra, e poi se ci sono delle trattative subito dopo l'iscrizione della squadra si continuano a farle e si vede un po' che tipo di formazione si possa mettere su. Però dico, non iscrivere la squadra, perché ormai il tempo è ristrettissimo, mancano 10 giorni, è necessario che la squadra venga iscritta. Ed è giusto continuare a mantenere calda questa passione. Dico alla società di continuare, a credere in questa città, in questa squadra, con gli stessi elementi con i quali si è impegnato, mantenendo una squadra di giovani che sono, è abbastanza, non è molto deleteria economicamente. Però continuare a mantenere la società è importante per la città e per tutta la provincia. Noi desideriamo principalmente che la squadra debba essere normalmente, come consuetudine, iscritta secondo i termini previsti e che, spazzando ogni possibilità di equivoco, le nubi, i dubbi e gli spettri si possano diradare nel più breve tempo possibile. Io ritengo che per chi come me, per chi come questa gente ama l'Akragas, ed il mio è un appello accorato alla classe dirigente sia sportiva e non, rivolgo pure questo appello alla classe politica agrigentina, che possa farsi carico per ciò che a loro compete, di rimboccarsi le maniche e cercare di capire quale possa essere la via migliore per poter addivenire a questo problema. Io pregherei il signor Giavarini che si ricreda, perché lui è amore a prima vista, lui non può abbandonare un figlio che è malato e che lo abbandoni, lui si deve ricredere. Io non dico che Giavarini avrà i suoi impegni professionali, però che lui abbandona un figlio che ha avuto col cuore, lui dice, e che poi lo abbandona per vicissitudini personali. Lui, se ama l'Akragas a prima vista, lui non la deve abbandonare, lui deve amare l'Akragas come l'ha amata a prima vista. Presidente Giavarini, si ricreda e prenda l'Akragas, glielo dice un super tifoso, e vedrà per il futuro quello che ha detto lei allo stadio, che la squadra la porta in Serie B. Sicuramente ci saranno imprenditori che daranno aiuto a lei e all'Akragas. Perché glielo dico questo? Perché vedendo che lei abbandona l'Akragas e il signor Alessi abbandona l'Akragas, imprenditori non si faranno avanti nessuno.